Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qui in questo nuovo video. Allora, YouTube sta degenerando. Questo penso sarà il titolo del video. E c'è un argomento, c'è una spiegazione da fare per questo video. Allora, io sono su YouTube dal 26 giugno del 2008, quindi sono 11 anni che sto su questa piattaforma. Dal 2008 al 2009 ero un semplice utente, sono del 96, quindi avevo 12-13 anni. A 14 anni ho cominciato a fare video, vari video sui videogiochi e quant'altro. Poi mi sono reso conto che ero piccolo per quella piattaforma, perché ho ricevuto delle prese in giro, tra l'altro più che meritate, devo essere sincero. Ho ricevuto delle prese in giro, ho ricevuto delle offese, comunque ho ricevuto dei comportamenti, diciamo, che mi hanno fatto capire delle cose e mi hanno aperto gli occhi. Ho capito che per quella piattaforma ero troppo piccolo, ho capito che non potevo fare i video, ho capito che ero acerbo, diciamo, e soprattutto portavo un argomento che conoscevo poco ma di cui parlavo troppo ed era fuffa quello che dicevo, ok? Partendo da queste basi, YouTube prima aveva una prerogativa per quanto concerne l'iscrizione, ovvero dovevi avere 18 anni. Io ovviamente non avevo 18 anni quando mi sono iscritto a YouTube, ok? Ne avevo 12, anzi 11, ne dovevo fare 12. Però ho notato che c'è stato un cambiamento drastico dal YouTube del 2008, 2009, 2010 allo YouTube di 11 anni dopo, 12 anni dopo. Ma non cambiamento perché ci sono più canali trash, ormai YouTube è diventata una grandissima piattaforma e quant'altro, ma per il fatto dei bambini. YouTube purtroppo è piena di bambini. Questo video lo sto registrando dopo aver registrato quello sui commenti del pronostico della classifica di Serie A. E diciamo che leggendo la maggior parte dei commenti che mi sono stati fatti, commenti negativi ovviamente, si può notare come comunque le persone che tendono a commentare, ad insultarti, generalmente hanno un range di età tra i 12 e i 16 anni, quindi o anche più piccoli, quindi bambini, quindi delle persone che non dovrebbero minimamente starci su YouTube. Io non dico che i bambini non dovrebbero guardare YouTube, perché ormai è così. I bambini, ci stanno pure i canali per i bambini su YouTube, per carità, se vogliono guardare YouTube possono farlo, ma bisogna togliergli la possibilità di commentare, ok? Non perché a me abbiano commentato in maniera negativa, ripeto, quello che mi dice un bambino di 10, 11, 12, 16 anni a me poco importa, perché a me non cambia niente. Però non deve esistere il fatto che un bambino di 16 anni, 10, quanti cazzo di anni ha, se la senta galla e vada a commentare sotto i video della gente facendo il gradasso, andando magari ad insultare, a sentirsi sto cazzo. Non è ammissibile un comportamento del genere. Come non è ancora più ammissibile vedere persone adulte o ragazzi con la mia età comportarsi come dei bambini, che è ancora peggio, perché lì non hai giustificanti. Purtroppo questi individui, queste persone, questi ragazzini, questi bambini non capiscono bene il peso che hanno le parole, ok? Ho ricevuto un insulto sotto il video del pronostico della classifica da parte, penso proprio, di un bambino che a me diceva sei un bambino e poi il nome di una malattia.
che riguarda il cromosoma 21. A buon intenditore, poche parole. Comunque, diciamo giù in inglese, ok? Per farvi capire. Io non voglio fare il moralista, ok? Perché non voglio nemmeno dire cose come non mi hai insultato, anzi mi hai onorato, perché queste cose io non le sopporto, ok? Non voglio fare il moralista o cose del genere. Non mi hai insultato con quelle parole, sappilo. Tu che l'hai fatto ovviamente non mi hai insultato. A me dà fastidio semplicemente il fatto di vedere un bambino che usa questi toni arroganti con persone che non conosce, ok? Io sì, prima ho detto che i bambini se vogliono possono guardare YouTube, ma YouTube non dovrebbe essere una piattaforma fatta anche per i bambini. Vogliamo considerarlo questo come discriminatorio e consideriamolo discriminatorio. Fate come volete, ma questa è la mia idea. I bambini non hanno l'intelligenza, è un dato di fatto, per poter stare su una piattaforma come YouTube, che siano utenti o videomaker, ok? Non possono starci, perché sono delle persone facilmente suscettibili, innanzitutto, che qualora trovino un idolo qui su YouTube sono pronti quasi a dare la vita per difenderlo, quando le cose importanti nella vita sono altre, ovviamente, ma che soprattutto non sanno rapportarsi su YouTube. Io spero che voi abbiate capito il discorso che intendo dire, cioè il discorso che intendo fare, il messaggio che voglio farvi capire, perché posso immaginare che alla fine come discorso sia un po' disordinato, un po' sconclusionato, però ci tengo tantissimo a far passare quello che è il mio messaggio. Purtroppo YouTube Italia si è riempita di bambini, in particolar modo YouTube Italia calcistica. Io tra l'altro so anche di essere l'ultima persona che dovrebbe fare questo discorso, perché mi sono iscritto a YouTube quando avevo 11-12 anni e all'epoca era obbligatorio avere 18 anni, ok? Sappiamo anche tutti che alla fine è una regola un po' del cazzo quella di avere 18 anni, nel senso è facilmente sviabile, però non è ammissibile. Io, anche se mi sono iscritto ad una giovane età a questa piattaforma, non mi sono mai sognato e mai mi sognerò di andare sotto il video di un'altra persona ad insultarlo. Ma lasciando perdere il fatto che ho 23 anni, anche prima, anche quando ero bambino, non l'ho mai fatto, perché ho sempre avuto una forma di rispetto per le persone, a prescindere dal fatto che ero d'accordo o in disaccordo con quello che facevano o dicevano. Concludo dicendo che questo video ovviamente non è rivolto al pubblico che mi segue e che ha quel range di età e che non ha mai fatto niente di sbagliato. Ovviamente se voi vi comportate bene siete i benvenuti, perché io l'unica cosa che chiedo è il rispetto. Non tanto per me, perché tanto alla fine se mi insultate non è che mi cambia la vita, non è che mi metto a piangere, non è che ne faccio un dramma o quant'altro, ma il rispetto per le persone in generale, ok? Niente ragazzi, il video finisce qui, spero veramente che sia riuscito a farvi capire quello che era il mio messaggio, spero che abbiate apprezzato questo video, a prescindere dal fatto che siate d'accordo con me o meno, e niente ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.